Amici bellini, ma questa fumata di che colore è? Ce la vogliamo proprio? Voglio fare una bella, diceva Totò, me la voglio proprio fumare. Ma fumare è sbagliato. Cominciamo. Allora, fumare fa male, questa è la prima cosa che dobbiamo dire, lo dico io, lo dice anche Di Lorenzo, se qualcuno glielo chiedesse lo direbbe anche lui. Benvenuto Mario Margarone, poteva essere Mangarone, poteva essere Marangone, invece Margarone, perché noi cerchiamo di leggere bene i cognomi di tutti gli iscritti. Iscrivetevi al canale. Qui facciamo le cose con calma, senza tranciare, senza dare per certe le trattative né le intuizioni tattiche, eccetera, eccetera. Voi lasciate un like se siete esausti anche voi, come me, di questo calciomercato che non è che si blocca, che è bloccato, che non si blocca, però non si stanno concludendo, cioè siamo agli sgoccioli. Agosto 5, quindi vuol dire che 10 giorni, in 10 giorni il Napoli deve cominciare il campionato nella calda Verona e noi ho capito, Raspadori, tutto a poco, lasciamo perdere Simeone, che potrebbe essere una chiave importante, perché se non ce l'hai tu ce l'hanno loro, e quindi sarebbe anche importante prenderselo, perché tu mi si può anche dire ma il mercato è ancora aperto, c'è tempo. Sarebbe pure interessante, magari lo togli all'avversario che devi giocare, perché è importante cominciare bene, l'abbiamo detto subito. E quindi noi con tutta calma, sempre col sorriso sulle labbra, perché ci dobbiamo divertire, perché alla fine è un gioco, vediamo di risolvere la questione portiere ancora prima della questione Raspadori. Io mi rendo conto che Giuntoli è uno, e quindi se bisogna fare le trattative, però molto spesso è lo stesso De Laurentiis che interviene su certe trattative. Probabilmente, chissà, anche Chiavelli si potrà mettere a telefono, questo non lo sappiamo. Chiediamo agli esperti di calciomercato, che hanno cimici dappertutto, e permettetelo di farlo col sorriso sulle labbra, dei richiamini. Per esempio, io, gli amici bellini, anche gli abbonati eccetera eccetera, sanno, perché poi noi parliamo anche prima di quando faccio uscire il video, che insomma allora faccio sentire una cosa. Un altro sogno di me è stato da regalare ai tifosi per illuderli e per conquistare qualche like, forse, ma non è così. Raspadori non verrà mai a Napoli, che sta Mai! Se sta solo, non verrà mai a Napoli. Mai! Ok, mai al Napoli. Ora io non voglio fare nomi, e non è assolutamente un attacco nei confronti del giornalista in questione, che non faccio nomi, però mi sposto pure un attimo di qua per far vedere una grafica che faccio vedere qua. Fidatemi di me, la grafica è di Calcio Napoli 24, perché bisogna sempre citare le fonti, e anche il lavoro dei grafici, perché una bella foto di Raspadori con la maglia del Napoli ci vuole tempo a farla. Io rispetto il lavoro altrui, il lavoro specialmente grafico, il lavoro degli esperti di calciomercato un pochino meno, ma sempre col sorriso sulle labbra, perché sicuramente ne sanno più di me e magari di voi, o di voi forse no, perché ci sono alcuni amici bellini che ne sanno forse qualcosa in più degli esperti di calciomercato. Ma si dice questo, ed è lo stesso, vi assicuro, credetemi sulla parola, che è lo stesso le parole in merito all'affare Raspadori. Affare in chiusura, sta andando bene il vertice, ok? Quindi queste sono le parole. Quando uno resta possibilista e mi si dice che nel mercato tutto è possibile perché si sono avvicinate le parti, ma tutto può essere, tutto può cambiare all'ultimo momento, Cristiano Ronaldo al Napoli, ma perché no? Manca solo l'accordo con De Laurentiis, se ci fosse il sì di ADL. Ho letto anche questo, quindi queste cose qua le mettiamo da parte, mentre Raspadori, che è un profilo Napoli, e ci tengo a sottolinearlo, perché è giovane, perché ha talento, perché sta per esplodere, perché ha un ingaggio che il Napoli può permettersi e può magari pensare anche a una plusvalenza in futuro, in un futuro lontano, perché il Napoli se li mantiene più anni i giocatori, non li vende subito. Ecco, questo profilo Napoli ci può interessare, è plausibile, ecco perché mi fa piacere anche parlarne. Ci serve tatticamente, ne ha parlato Spalletti, perché ha parlato in un'intervista Spalletti, ha parlato anche di Mertens, ne ha parlato anche ha parlato anche di altri, come parlò anche di Dybala, come poi parlò di Kim,
Kim invece è venuto, insomma tutta una serie di discorsi, e su Raspadori ci dice anche che le caratteristiche potrebbero essere interessanti, e sono interessanti anche per un'idea di eventuale cambio modulo quando te ne servisse. Ma sappiamo che Raspadori può giocare anche a sinistra in un 4-3-3, può giocare prima punta al posto di Osi, può giocare probabilmente anche a destra se Lozano e Politano non avessero un buon inizio, e quindi te lo puoi ritrovare anche nel 4-3, non per forza sei costretto a tornare al 4-2-3-1, togliendo uno dei centrocampisti che in questo momento sappiamo che Spalletti vuole utilizzare, Lobotka, Anghissà e Fabian, per capirci. E quindi parliamo di queste fumate, la fumata bianca, la fumata nera, ci facciamo una fumata e si parla di fumata grigia, ed escono adesso indiscrezioni, non so se gli stessi operatori o altri operatori di mercato, non ci interessa sinceramente, perché ognuno di loro ha qualche asso nella manica che a un certo punto rivendica e dice io l'avevo detto. Poi però quando dicono io l'avevo dicono pure stesso loro il contrario, poi che fanno? Dicono ve l'avevo detto un po' di giorni fa, invece se dice la seconda cosa ve l'avevo detto ieri, e quindi hanno sempre ragione loro, e quindi il tifoso resta brancola nel buio, e quindi noi non possiamo far altro che aspettare. A livello di cifre ci fanno sapere, e chi lo sa, che il Napoli aveva offerto insomma intorno ai 30, 25 bonus, poi si è arrivato a 30 più bonus. Quello che mi sembra plausibile adesso è che il Napoli probabilmente abbia cercato o stia cercando di inserire nella trattativa alcuni giocatori che possono essere interessanti per il Sassuolo. Si può parlare di Zerbin, si può parlare di un As, non credo Petagna, ma insomma il Napoli, lo stesso Gaetano, su Gaetano poi dobbiamo parlare della multa, dei WhatsApp, della squalifica, assolutamente, e poi finiamo con il portiere. Questo mi sembra plausibile, che il Napoli abbia provato o stia provando a inserire giocatori nella trattativa, ed è anche plausibile che il Sassuolo dica guarda, noi abbiamo altre idee per eventualmente sostituire Raspadori, non ci servono i vostri giocatori in esubero e quindi ci dovete dare cash sonante. Ricordiamo anche che il Sassuolo problemi di soldi in generale non ne ha, perché comunque è una società ricca che sta messa bene. Hanno però venduto da poco Scamacca e questo va tenuto in considerazione, e oltretutto, visto che il Napoli ci arriva un po' tardi su Raspadori, ti prendono anche per la gola, perché adesso si sa benissimo che la piazza attende il colpo e non ti puoi giocare manco il bluff di Mertens. Immaginate uno scenario dove ancora si manteneva tutto in bilico, Mertens non ha salutato, il Napoli non ha salutato Mertens, alcuni ci credevano ancora alla possibilità di un rinnovo in extremis, e quindi Giuntoli avrebbe potuto dire guarda io ti do 20, arriviamo a 25 con i bonus, se a te non sta bene io mi posso sempre rinnovare Mertens, che è lo stesso ruolo, anzi è un usato sicuro, sappiamo quello che può dare, i tifosi sono più contenti, che vuoi fare? Me lo dai a 20 così? Poteva sfruttare questo bluff il Napoli. Nel momento in cui adesso si sa per certo, e per Mertens si parla di Galatasaray, siamo già a 8 minuti di video e oltre, quasi 9, se si parla di Galatasaray io metto $2 sulla vittoria del Galatasaray, il campionato, che vincono lo scudetto il Galatasaray, perché Karatuba, perché chi va via da Napoli poi vince, lo sappiamo, Albiol, Jorginho, Amos, tutti vincono di conseguenza. Quindi non ti puoi giocare il bluff di Mertens. Adesso si sa, il mondo sa che il Napoli, un po' per i tifosi, un po' per completare la rosa, deve piazzare questo gol, se non sarà poi Raspadori perché chiedono la luna e il Napoli non si può far prendere per la gola economicamente. Dobbiamo vedere cosa succederà. Potrebbe il Napoli riversarsi pesantemente su Simeone, che è sempre appeso, e quindi restiamo sempre con questo dubbio Simeone, che è legato all'idea di Petagna, ma non è detto a questo punto. Potrebbe il Napoli non pensare mai più al 4-2-3-1, oppure come trequartista, se vuoi utilizzare il trequartista ci puoi mettere sempre Zielinski, ci puoi mettere sempre Elmas, ci puoi mettere Kvaratskhelia, perché ce lo puoi mettere lì, siate sicuri che vicino a Osi può fare gli sfracelli anche da sottopunta. Ed ecco che il Napoli potrebbe anche decidere no, non ci è mai interessato, si potrebbe anche dire questa cosa qua, abbiamo fatto un sondaggio, sì, come li facciamo per tanti giocatori, ma non è detto che, è chiaro. Ora però le nostre priorità devono essere, ho capito, Raspadori importante, esalta i tifosi eccetera eccetera, ma anche Kepa, che nel frattempo ha postato una sua foto con la clessidra, però con la bella maglietta del Chelsea,
e con il tag Premier League perché sta per cominciare il campionato anche là. Allora perché infiamma i tifosi l'idea, accende la fantasia dei tifosi? Sta venendo la clessidra, vuol dire che sta venendo, eccetera eccetera. Non lo sappiamo. Addirittura si continua a riparlare di Navas perché non siamo contenti, mentre Neto pare si sia sistemato. Di conseguenza il problema adesso potrebbe ancora essere Verratti, perché parrebbe che lo Spezia sia più interessato a Dragoschi che non a Meret, e Meret sarebbe la seconda scelta. È una roba incredibile, quindi siamo nella confusione di mercato totale e io chiedo al Napoli di fare presto, perché alla Mazzarri fa con l'orologio così, perché ci siamo. In difesa è importantissimo perché parlano 50 lingue diverse e non c'è leadership, quindi Mia prendila, lascia, arriba bajo, in spagnolo, coreano che non capisce, Di Lorenzo italiano, l'unico italiano, Mario Rui in portoghese. Dobbiamo risolvere al più presto perché si devono affiatare e Spalletti deve spiegare le tattiche al portiere, perché comunque fa parte del gioco e Spalletti lo sappiamo che coinvolge il portiere in questo. Centrocampo per favore non lo tocchiamo, perché almeno abbiamo delle certezze a centrocampo, e in attacco dobbiamo vedere queste fumate come si risolvono. In chiusura il discorso di Gaetano, ha mandato un messaggino a un compagno, un amico suo che però giocava nel Como, la Cremonese, ci lasci 3 punti con i sorrisini, viene squalificato per 2 giornate, multa alla Cremonese, credo, insomma praticamente multa di 5.000. Due sono le cose, signori. Prima di tutto spiegatemi come mai, cioè tenete i WhatsApp sotto controllo? È stata postata forse sui social, perché quindi ancora più scema come cosa, perché vuol dire che non c'è malizia, non c'è dolo. Allora, o voi credete che questa sia una cosa grave, allora squalifica di 2 anni a tutti, ai 2 calciatori, alle 2 squadre, squalifica di 2 anni e multe pesanti. Invece fate la squalifichetta di 2 giornate e la multa di 5, siete stranetti, io dico strani, siete strani e non mi convince questo atteggiamento. Vuol dire proprio che vi raccattate le briciole da una parte, come fanno alla fine con le multe alle società per i vari cori razzisti che si fanno allo stadio. La multina, mettiamo da parte lo stipendio assicurato per chi è employee della Lega, eccetera eccetera, e si va avanti come se nulla fosse successo mai. Da New York Valerio Fluido è tutto. Domani non vedo l'ora. Bravo il Napoli, fatemelo dire, bravo il Napoli che ha abbassato il prezzo a 3 euro. Si può fare, a 3 euro si può fare, e forse ci vediamo anche una maglietta, e c'è questa indiscrezione che è così molto molto bella, così, anche se non parliamo di azzurro ma parliamo di blu scuro, così interessa. Speriamo si avvicini a questo con la lete bianca, sarà un boom, vi assicuro, fanno il boom delle vendite. Poi ce lo devono sempre far sapere, quante ne hanno vendute, come gli abbonamenti, non si sa. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta.